Dire che Cortina verrà completamente chiusa, assolutamente no. L'Olimpiade comporta, come abbiamo visto a Parigi, la preclusione eventualmente di aree, soprattutto dal punto di vista diciamo, logistico della gestione della location di gara, e quindi di conseguenza su quello stiamo analizzando la situazione, ecco, però assolutamente non sarà Cortina a numero chiuso. Rassicura con i toni della smentita il sindaco di Cortina Gianluca Lorenzi, ribattendo alle voci insistenti riguardo l'istituzione di un numero chiuso di accessi alla Perla delle Dolomiti durante le Olimpiadi, notizia che ha immediatamente allarmato commercianti ed albergatori del Lampezzano. L'amministrazione è all'opera assieme a prefettura e forze dell'ordine nella stesura del piano di sicurezza per la gestione dei flussi durante l'evento e in particolare nella definizione delle aree maggiormente critiche per la tutela di atleti e visitatori. In queste aree, spiega Lorenzi, sarà necessario un pass per l'accesso. I residenti potranno tranquillamente venire a Cortina, quelli che hanno la seconda casa potranno venire tranquillamente a Cortina, quindi di conseguenza non c'è nessuna limitazione da quel punto di vista là. È logico che a fronte di un complesso diciamo, sistema di sicurezza ci saranno diciamo, delle preclusioni o comunque diciamo, delle zone che non saranno accessibili perché comunque ci vorrà un pass e una certa, diciamo, però queste sono zone che particolarmente coinvolgeranno quelle che sono le zone di gara, non diciamo tutto il paese. Certo è che sarà difficile prevedere l'accesso in paese ai non addetti ai lavori, visto che al netto delle esigenze del personale e delle forze dell'ordine non rimarrà molto spazio per i turisti dell'ultimo minuto. Una questione evidentemente delicata e il primo cittadino non esclude che possano essere introdotte alcune limitazioni. Stiamo aspettando che gli alberghi si esprimano su quello che è stata la richiesta da parte diciamo, di Mico delle Camere, poi stiamo aspettando anche la risposta degli alberghi per quanto riguarda diciamo, le forze dell'ordine. Se questo avverrà, io immagino che comunque dal punto di vista del comparto diciamo, alberghiero e extraalberghiero già diciamo, la situazione sarà fondamentalmente coperta. E quindi diciamo, anche il turista forse se non è direttamente collegato alle Olimpiadi non farà fatica a, diciamo, a trovare posti diciamo, per dormire. Però per quanto riguarda le zone non coinvolte potranno essere sicuramente con delle limitazioni però usate